come cazzo è successa sta cosa? Buonasera. È venuto il dubbio. Perché una volta aperto non ho fatto il comando di sicurezza per pulire. Ok, vabbè, ma dobbiamo entrare solo un attimo. Comunque buonasera ragazzi, ci siamo, è venuto il dubbio, siamo tolti il No, dubbio. vedi, stai entrando nel mondo. Eh, La migliore pizza tedesca. sì, vabbè. Vabbè, assaggiate una pizza in Giappone. Magari è buona, chi lo sa. Ludwig. Faccia state molli. Ludwig. E dobbiamo aspettare. Si è collegato qualche sgrodolo. Allora, a sto punto. Ci mettile in bella mostra così, mi raccomando. Allora, questa la possiamo sul qua. mercato l'altra nel mentre. Dobbiamo apparare 10. Allora, voi avete venduto, tu ne vuoi 2 per 55. Ci dà 5 in meno, ce la potremmo però così per $5 ci abboniamo. La consegniamo pure. Dove sei? Ah, qua. Vai, vai. Eccolo là, è lui, è lui. C'è ancora un altro messaggio. Sì, quello Ne vuole 11. però, sì, 11 non se lo fa. Allora, lui 2. Allora, tu prendi 2 e via. Vabbè, lui non lo accettare, anzi, digli di no. No, glielo dico, no. Geraldi, tu ne vuoi 11. 11 ne tengo, però. Scusami. Io direi, visto che siamo qua... La zio, senti, zio, scusa. Quella Zio, nuova è andata bene. Anzi, occhio sempre poi dei baffini che questo chiede gli interessi. anche Massimo non possiamo raggiungere. Ok, facciamo così. Altre Vai. due, vabbè. Ok, allora, vediamo se qualcun altro ci chiama per avere qualcosa. Devi prendere il solito, Aspetta, così. solo che si è spostato un po' di qua. Ok. Allora ci compriamo un po' di sogliole. Vedi se c'è la credenza più larga. La mensola più Perché larga. questa c'entra poco di roba. Ce l'abbiamo. Così prendi la 60. large. Prendiamo la large. Prendiamo long Solo. live. Ne fa 2. 3 per 5, 15. Però il guadagno in realtà oggi non c'è. Perché tu ne fai 2,30, ma con quello normale ne fai 2,20. No, lo so, però almeno non dobbiamo... 6 sì, 6 Siamo sì. qua pure per provarlo. Vabbè, madonna, Mettiamo 5 di 150. questi. Ma purchase, E dobbiamo comprare, visto che abbiamo il mobiletto, prendiamo un'altra trentina di bustine. Così siamo a posto. Questo serve. Questo non è male, eh. 5 per... Wow, solo 5. Li possiamo posare dentro qua così da non avere i cosi singoli. Aspetta, prendiamone uno. Vai. Vai, a posto. Allora, aspetta. Non c'è più lo spazio, quindi. Vai, Allora, consegnavi aspetta. da... Anzi, facciamoci altre consegne prima. 6. Vai, sì. 195, 30, sì, sì. Facciamo la consegna domani mattina. No, un attimo. E lo togliamo dalla vendita, Vai. così non abbiamo problemi. Ecco, andiamo ad arredare casa. Deve solo farci sapere lo zio quando... Allora, a sto punto. Metti proprio là. No, però si aspetta, si clippa con... Oh no. Aspetta. Ecco qua, c'è Marco. Sì. Allora, andiamo a prendere gli altri oggetti che ci ha messo Sì. sulle pedane fuori. Anche se aspetta, se no non ce la facciamo. Allora, penso che queste le posso mettere direttamente... No, Mettile sulla cadenza, lo zio quello che resta. sono estremamente vicini. Metti tutte cose, metti tutte cose. Allora, salva. Non ci abbiamo niente addosso, lo zio, quindi sta a posto. Dobbiamo solo prendere le cose dalla pedana, vostro onore. Non abbiamo Abbiamo niente comprato un barattolo e... di illegale appresso. Un barattolo e una Speed Grove. Speed Grove. Ok. Pure vicino casa. La consegna, sì. Allora, a questo punto il barattolo come funziona? Che io penso che gli posso mettere... Però
No, qua dentro ci vanno proprio le cippe, lo zio. Ah, Ci devi ok, mettere proprio ok. Le il possiamo fiore. conservare Ci devi stesso qua mettere il dentro fiore o là qua. dentro, lo Ok, zio. ok. Allora, questa ce la teniamo per dopo. A sto punto prendiamo. No, diciamo che ce ne servono solo 3. No, questo fa doppio, lo zio. Uno puoi far nascere più volte le cose. Non è che ne fai due, Resta sì. sempre nello Dovrebbe stesso. essere così, se ho letto bene. Vedi, si toglie, tu lo consumi, Ok. però resta più di una volta. Perciò Ok. l'ho preso. Che Vabbè. così non lo dobbiamo cambiare ogni Spagni volta. poco di tempo, vero? Mettiamo qua e mettiamo qua. Ah, dovevamo comprare il bus alla monnezza. Qualcosa Limousine. c'era. Rimane ora. Ci stanno qua. Va, Ci buttiamo la stanno. monnezza pure, oggi perché se Allora, no non ci vediamo un verrà più attimo. sta roba. Allora, innanzitutto accendi luce perché sennò non si lavora bene. Si prende. Busta monnezza. Domani mattina buttiamo monnezza. Allora, a sto punto. Togli monnezza, metti monnezza. Ok, poi mettiamo le 3 di queste nuove, visto che si vendono molto bene a Sì. quanto sembra. Mettiamo 2. Mettiamo Tarae. Dobbiamo andare anche a rivendere a Ludwig oggi che lo dobbiamo maxare. Allora, tutto questo su 45, quindi riusciamo benissimamente a fare un altro poco. Se non ho capito perché si gira strana. E qua, ah, perché forse urta contro il bordo dietro e si va a girare male. Ok. Ok, a questo punto si prende anche monnezza. Ok, allora, abbiamo fatto un bel po'. Questi ce li riprendiamo, che mo vediamo di venderli. Questi qua li mettiamo qua, questo lo mettiamo qua, questo lo mettiamo qua. A posto, ecco qua. In affetto io queste cose può pure usare con me. Ah, boh, tanto No, riesce e pure la tanto mattina questi ma due papà. servono sempre, quindi a sto punto è Papà, inutile papà. posarli e riprenderli. Le bustine le cambiamo ogni tot da qua. Oi Christian, salve! Ciao Christian, come o no ancora Christian? Noi qua stiamo facendo la storia. Christian, stiamo vendendo cose. Poi tra un po' passiamo al principe, che il principe ieri già ha avuto una sonora batosta. Stasera ne riceverà un'altra. Aspetta, questa è quella che mi serve. A me la mattina. Ecco qua. C'è il coprifuoco. Tutto bene, Christian? C'è il coprifuoco e noi ce ne andiamo a dormire. Facilissimo proprio. Abbiamo guadagnato Tutto a 7,35. posto, Tutto Christian. bene, Christian. Ci siamo anche potenziati lo sprinkler, E ottimo. abbiamo l'electric plant trimmers, lo Quindi taglia tutto da solo in automatico? dobbiamo comprarlo. Andiamo a vedere. Ah no, prima la consegna, oggi dobbiamo fare la consegna. Allora, Quella ce l'hai, sei ce l'hai già, ce l'hai già, ce l'hai questa già. qua. Lui si trova qua. Aspetta, Vai, fast consegna. No, vabbè, ma è un passata attimo già. che consegniamo questo po' di droga e siamo subito da lei. Ciao Peggy. Salve, Dove tu ne vuoi sei? Po, po. Fatto. Ok, apri lo shop, toglila dal menu, ce ne abbiamo due. Già l'ho tolta prima. Già l'ho tolta prima. Non c'è, Ah vedi? sì, apri uno. Ok, Uno perfetto, e due. perfetto, ok. A Tutte posto, e due andiamo, tolte. Tu invece, fatto una buona domenica? Cook, Compra Coca-Cola. A posto. bevila. Ecco qua. No, però sei uno scostumato, sei. Scusa. Se ti fai la critica all'altro e poi si primo che butto in terra. Scusami. Ecco qua, a posto. Cioè, non mi sembra il caso. Buonasera. Poi Poppins. Buonasera, bello. Oh, sta domenica è stata molto. Intero, Ho lavorato più degli altri giorni, ma mi sono tolto un sacco di casini da mezzo. Quindi mo sono riuscito a finire in tempo. Ho detto andiamo un pochino in live e divertiamoci così ci rilassiamo un po'. Qui, se non ci becca la polizia, dovremmo stare tranquilli. Questo è schedule 1. Diamo un campioncino a lui? Ludwig? Ludwig? Dov'è Ludwig?
Peppino, tu quando riesci devi giocare Expedition 33, Non Peppino. sto giocando. Stai giocando? No, già pure lui sta giocando. Tu dove stai, Peppino? Eccolo qua. L'atto 1. Hai finito l'atto 1. E succede una cosa alla fine dell'atto 1 Ok. davanti nei capelli. Ok. A posto. No, io forse non Ok, una sbloccata l'amicizia. Parla a Benji Coleman nella stanza del motel numero 2. cosa. Salirà le scale. Non sale No. manco il marcia. Aspetta, ma quello salta, Sì, giustamente. ma Le scale vedo Con un lo po' difficile, esatto. vai, vai. Non vuole. No, niente. Niente. Fatto. Vabbè. Talk to Benji Coleman in Motel Room 2. Ah, E proprio qua. quindi qua. Salve, Salve. chiedo scusa. Salve Benji. Mi vuoi come Sì. distributore? Vuole $500 per fare l'accordo. Porca. Così basta che ne prendiamo 200 dal bancomat, ne abbiamo 587 sul conto più 326 in contanti No, già questo adesso. sì, però è caro su frate, fidate. No, aspetta, questo è il telefono. Non è Non... un banco. Allora, prendiamo $200. No, devi fare col più sopra così. In un bancomat, se fai 2 volte 100 non è che andrà a 200. Mi scusi. Niente, vabbè. Ci riuscirò Eh, prima o poi. Crozza, ah, era Francesco. Ciao Francesco, Crozza anche Ciao a te. Francesco Crozza. Parliamo a Benji. Benji, ci abbiamo i soldi adesso. Si prende il 20% su tutte le vendite. Dobbiamo fare andare la cosa avanti, purtroppo. Procurale Dobbiamo dare 10 busti. e ce le abbiamo nel deposito. Ah, oggi dobbiamo comprare l'Electric Trimmer. È Vai. uscita la cesoia nuova. Vai così. Allora, il negozio è aperto. Eccolo là. Simply click Tieni and premuto drag. e fa tutto. Ah sì, A posto. è il futuro. A posto. Questo è qua. Poi Quindi, cagnato solo per ora dell'impugnatura, però. il colore fa la differenza, Sì, Giamma. sì, certo. Il colore fa la differenza. Certo, certo. Allora, Molto bene. quindi a questo punto dovrebbe essere... Ecco qua, aspetta, Aspetta, chiudi la porta. Chiudi la Allora, porta. Quindi se io mo tengo premuto... Oh, ma questo è il futuro. Invece di premere singolarmente, sì, va bene. vai, taglia. Allora, a questo punto prendiamo... Abbiamo 2 di questi. Abbiamo 2 oggi cuscio, pianta adesso oggi cuscio, dai. Pianta E il terreno resta. Facciamo 1. Sì, ma a noi ci serve qualcuno che viene a fare questo. Non ci serve un dealer, a noi ci serve una fatica. Allora, aspetta, però c'aveva pure il coso dell'acqua. Vediamo un attimo se per caso... Che serve? La pompa innaffia le piantine nelle zone vicino. Voglio capire come si mette, però. Costa 200. Questo cosa è un coso nano, vabbè. Ah, funziona solo per una, è 200 a coso. Va bene. Come si mette l'acqua? Si spegnerà da solo? Sì. Si spegne da Ok, vanno messi pure qua allora. Così lui tiene l'acqua sempre attiva e la piantina cresce meglio. Certo. Queste le innaffiamo noi. A posto così. Il nostro impero cresce a dismisura. Allora, intanto c'è un po' di monnezza a terra. Vediamo un attimo di... Questo forse è un problema a cui lo sviluppatore non ha pensato. Aspetta. No, non esce più fatto, sì. È un po' storto, però. Allora, facciamo così. E risolviamo il problema a monte. Ricicliamo. Questo è bello, Peppino, che quando tu raccogli la monnezza la puoi mettere nei riciclatori che ti danno i soldi perché sei stato un buon cittadino. Magari Come funziona in alcuni... Poi funziona in alcuni posti, lo fanno, ma tipo con le bottiglie dell'acqua pure. Ok, Noi... allora. No, figurati, Peppi.
Busta della monnezza, un'altra ce l'abbiamo qua. Allora, per il momento Peppino ci stiamo basando su una Oggi Kush e su una Sour Diesel. Allora, Ci teniamo andiamo adesso, tranquilli, facciamo prezzi di così. mercato onesti. Qua la gente fuma come dei bastardi, dice non gli piace, e poi hanno gli occhi che sono due palloni di fuoco. Come un bastardo prima Ludwig, non è nel mio genere, due fuoco, non dall'occhio tanto. Però va bene, non è il Un suo genere, sacchetto, spacco due la faccia. sacchetti, due sacchetti. Due sacchetti. Si può comprare il riciclatore di monnezza da mettere in casa? Ecco qua, $20. A posto. Scusi, $20 con tutte e due. No, Doti, secondo me ha refuso. No, Doti, questa è camorra. Allora, noi adesso dobbiamo però, giustamente, Giustamente fate. Certo, Peppino. Opla. Vabbè, palle. Perciò l'ho detto, a noi serve qualcuno che lavora qua dentro come schiavo, che lo mette là. no, ma si possono assumere Sì, persone. sì, dobbiamo arrivare solo a quello. Allora, noi innanzitutto gli dobbiamo dare 10 bustine a Benji. Ovviamente Pokémon. Bustine Pokémon. Abbiamo comprato anche il barattolo per metterci le ceppe dentro e c'ha tutto sto gioco. Che stasera vi faccio la run fast, Sì, la tra run l'altro ci fa fast. fare la run fast su Blue Print. Noi, guarda, dopo ieri siamo riusciti ad ottenere, mamma mia, Siamo non credevamo di veramente raggiungere certi punti con Blueprints. Mo a breve switchiamo pure che dobbiamo un attimino, ieri ci ha un L'hai provato attimino pure, destabilizzato. Oh, uè, che malati, Peppi. Una brutta malattia. No, cioè, Blue tanto, Print. Giuseppe, se lo vuoi vedere tu Sì, aspetta tra 10 minuti. minuti e lo mettiamo. No, penso che tra 10 minuti vado a quella strada. Vabbè, l'inizio. Ti vedi l'inizio di una run, come inizia? Tanto Peppi. Allora, Andici la bustine. chiacchiera ogni volta che risolvi una cosa, Peppi. Ti Ok. presente Kingdom Hearts? Sì. Quando giochi e ti dà una risposta, però ti dà 8000 domande. E sì, Qua stanno solo le 8000 domande. Vamos Prendiamo brutto, Peppi. 20 di queste qua e iniziamo già a caricarle qua. E per il momento ti sta piacendo Expedition, Peppi? Mettiamo Bella questo. mina, hai visto è stato messo anche nella lista ufficiale dei giochi da giocare. Generica, Via. ha messa pure Sabaku la foto sotto Final Fantasy X, sopra The Witcher. Dove sono obiettivi nella vita, posso permettermi? Ok, allora a sto punto Personalizzabilissimi tutti il party, con abilità, picto, passive, le armi. secondo me ancora personalmente uscirà proprio un casino di roba. Molto apprezzabile. Allora, E andiamo a protagonista è dare Robert Pattinson comunque. Sì, È Robert Pattinson in The Lighthouse, Peppi, è lui. Allora. Quella come si chiama? No. La waifu. In Denilium, l'asiatica. no, no, Definitiva. Ma no. vai, Peppino. Incontenibile, lo possiamo Facciamo il dire. giro Anche coi indietro. piedi, Peppino, di tutti quei Vediamo di sbloccare il prossimo punto di storia qui e switchiamo se l'ultima non ci volta, arresta la Peppino, mentre polizia. stavamo facendo le nostre cose, siamo stati presi alle spalle da un poliziotto che ci ha iniziato una perquisa. A un certo punto eravamo ricercati, poi siamo Allora. diventati ricercati vivi o morti. Siamo dovuti scappare, penso, per un quarto d'ora, Peppino. Non riuscivamo a levarci la pula dalla Ok, camina. dai Terribile. 3 customer. Ah, Consiglio ufficiale. come si fa? Allora, aspetta. Ah, Dice Come si fa? management app on your phone. un'app sul telefono. Leaders. Ecco No, qua. assigni Allora, customer. gli diamo. Aspetta, questo facciamo così. Visto che c'è il coprifuoco. Andiamo a casa. No, a finire che il gioco non si ferma, ci lasciano così e qualcuno Abbiamo ci arresta. 14 grammi addosso pure, forse è il caso di andare a cacchiera. Mamma di Pompei. Na 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 na, na na na. Allora, Vediamoci dentro. Salve. sto punto, Dialer. Allora. Chi diamo al bro? Gli hai dato la Sour Allora, Diesel, Peggy Meyers, quelli là che hanno Sì. questo. Quindi Peggy Meyers. Ok, Dagli pure gli Ludwig, così se lo gestisce lui. diamo Ludwig. E E ce ne il manca terzo, uno. e il terzo, il terzo, li diamo. Tu stai bene, tu stai bene. Lo Questo è quello che c'è zio la sta cornice, bene la zia. così. Rital addirittura cerca quello. Ci sta qualcuno Peppino che cerca cose non proprio
C'era una che cercava qualcosa che desse schizofrenia, violenza e un'altra roba. Dico, Non è questo l'effetto della pianta verde. è Peter Peppino. File. Non è quello. Ci vediamo poi cosa dobbiamo fare. Ok. Ok. Noi giustamente gliela portiamo e lui ci Ah, fa già ne ha trovare vendute- comunque dei soldi. Già Sì, ne ha sì, vendute sì. 3. Ok. Così ci stiamo espandendo sempre di più. Ah, Così c'è pure siamo la pure, scheda Ci del assomiglia un po', Enzo. Ok, lui qui ci ha venduto tutto. Possiamo salvare. Ok, e abbiamo fatto un altro pochino. Ora. Ora. Abbiamo il principe per far vedere qui al Ora. fratello. Allora, datemi giusto 2 secondi che devo Vai, cambiare Cristiano, tu settati. soltanto le categorie qua. Allora, No, tanto facciamo veloce che gioco veloce. maestoso, Blue Prince, Peppino. No, prima parlavamo Mamma mia. di razzi. È veramente una malattia, bro. Visto che hanno scritto anche l'articolo, avete scritto se non mi sbaglio su Blue Prince. Sì, abbiamo fatto un film. Bello. Molto Allora. inaspettato questo gioco, devo dire la verità. No, questo mese è uscita bella roba. Sì, Ah, Peppino. questo mese tra fine mese scorso e questo qua. Keep Driving, Schedule 1, Expedition. Driving, mi piace il modo. No, dico nell'ultimo periodo, intendi fine del mese prima e inizio del mese questo qua che c'è stato adesso. Stanno nascendo tutti i titoli che per noi sinceramente bene a titoli, questo non si può dire niente. siamo messi abbastanza bene. Allora, Quindi è gradevole. Adesso domani esce The Dark Templato. Perfetto, dai, mo sto Ok. dedicando quel poco tempo per Poi c'è questo. il Allora. festival in questo Avevo letto. Io mi sono preso anche Oblivion per tutto ciò. non è tanto che non riesco ad entrarci. Sono preso anche Oblivion perché ho buttato 2 giochi dentro. Boom, 51, 50 l'altro, vai. Vai che si muove. Expedition. Allora, Certo, io il giorno dopo che l'abbiamo fatto, ho fatto vabbè, domani mattina me lo compro, capito? Infatti non mi sono fatto il Game Pass, però c'è veramente se li meritano i soldi. Tutti. Quindi No, Io se lo merita. 10 euro dei costumi perché veramente cioè, proprio ci voglio lana così sordo perché poi se lo meritano. Sì. Una mina, Peppi. Allora, C'è una mina assurda. siamo pronti. Nuova run, giorno 33. Siamo al 33esimo. Siamo giorno. qua da un mese. Siamo qua da un mese. Obiettivo boiler. Dobbiamo sbloccare la boiler, Giamma. Eccoci qua. Allora, si vede, si sente. Rimettiamoci la chat davanti. Opla. Ecco qua. Buonasera, Ray. Oh, Regen, buonasera. Allora, grazie ai nostri magnifici potenziamenti siamo comunque riusciti ad avere 2 gemme all'inizio di ogni run e sta cosa è buona. Poi monetina, perché no? Andiamo fuori. Mettiamo la solita moneta qui dentro, non sappiamo se servirà a qualcosa, però noi continuiamo a mettere. A tempo debito. Allora, vediamo oggi qua cosa ci esce. Schoolhouse Trading Post o la tomba? Schoolhouse, la zio. Dobbiamo completare la quest della scuola, effettivamente. Stanze in più che non sono male. Allora, martello, buono. Martello è buono. Martello è buono. Qui non c'è più niente. L'ultima leva sappiamo dov'è, ma maledetto frutteto. non la possiamo. Abbiamo trovato un frutteto. Abbiamo trovato in una stanza un calendario con un frutteto. È l'unica cosa del frutteto che c'è. Sappiamo che il codice è lì dentro, ma non riusciamo a capire qual è il codice per sbloccare la porta. Risolveremo anche quello. Anche perché non c'è da fare solo in casa. No. Noi pensavamo che il problema fosse all'interno. No, dobbiamo vedere anche fuori. Perché... Regen, tutto bene? Allora, da che lato vogliamo andare, Gianmarco? Peppino. Sinistra, centro, destra. Centro. Centro? Vai. Allora. Storeroom, pantry o la libreria. Qui c'è la mappa. Diciamo che come inizio tutte storte di cui una chiusa. Però Senti, ripostiglio all'inizio e ci prendiamo un po' di oggetti per andare avanti. Quindi prendi tutto monete. ok, Regan, tutto bene. Dobbiamo qua. principare. Bisogna principare. Andiamo di qua.
Allora, già c'è una classroom. E io la classroom la metto subito. Visto che penso che dobbiamo... Sì. Dovremmo arrivare a 5... Oddio. Sono 8 classi, così. Va bene. Allora, intanto c'è una mela. No, Questa è quella là che già abbiamo fatto la prima. Sì. Noi siamo arrivati al massimo alla terza, quindi... Questo è peccato, quindi No, dobbiamo ragazzi, mettere qua. Per forza. Dobbiamo mettere qua. Oggetti e cose varie non c'è niente. Cettone, grazie mille per il rinnovo, Grazie, gentilissimo. Buonasera. Tutto bene, Doveva Cettonzolo? partire quella cosa per le sub. No, è perché questo è un rinnovo, io l'ho settato solo per le nuove sub. Fenone. Per il rinnovo devo vedere di pensare a qualche altra cosa, sì. Mannaggia. Iniziando a mettere anche i suoni per sub, sto facendo lo streamer serio, mettiamola così. Allora, due classi così. già l'abbiamo messe. Prendiamo la mela, ok. La cappella così, per forza. Almeno così ci abbiamo altri due giù da scendere. Allora, cappella si prende moneta. E dobbiamo accendere queste cazzo di luci qua sopra. Ma non perché il gioco ce l'ha detto, perché noi abbiamo trovato un libro dove ti spiega che fai gli oggetti combinati e puoi fare cose. Gianmarco ha avuto un'intuizione geniale per una cosa e ci ha fatto sbloccanata. Siamo tornati qua, ci siamo ricordati che le candele sono le stesse del libro, solo che dobbiamo ritrovare quegli stessi oggetti per poter fare sta cosa qua. E magari si sblocca qualche potenziamento. Benvenuto nel nostro No, manicomio. deve essere Gianmarco che dice Golbat. Vabbè, non è un problema, ragazzi. Golbat per tutti. Allora, sì. tunnel qui. Metti il tunnel, ma non apriamo ancora la porta sotto. Andiamo a vedere prima sopra cos'è. Se ci esce la chiave, possiamo provare a vedere se ci pulla il Secret Garden. Allora, questo lo teniamo lascia così. Andiamo dall'altro lato. Cioè, che lo vedi? Tu non devi pensare di puntare agli oggetti per fare le build. No, tu devi sperare di pullare i piani. Allora, già mai il den qua. Che è una... sì, per forza il den. Indietro ci dobbiamo tornare solo se troviamo la chiave verde. Che raccontate di Bellox? Tutto a posto, Setti, cerchiamo di Tutto a vincere. posto, ci siamo organizzati un pochino al meglio le giornate per i prossimi giorni, così potrebbe succedere qualcosa di bello in settimana finalmente. Se la sorte ci assiste. Oggi Classroom, dobbiamo andare avanti. A questo punto sono sfruttiamo 3. le run. E qui è dove siamo arrivati al massimo la volta scorsa. Sì. Con 3. Il test. Qui non si può fare niente. Qui non c'è niente. Non me ne ricordavo il banchetto, però. No, ma la disposizione dei banchi. No, qui era così l'altra volta, perché l'altra volta entrammo da qua noi. Ok. Allora. Andiamo avanti. Dovevano capitare prima o poi. Va bene. Così. Allora. Però non ci entro. No. Non ci entro. E voglio vedere prima di qua. Tanto sono tutte bloccate, o sbaglio? Sì, a questo punto così. Classroom. Ok, questa mo è nuova. Allora, qua è la prima volta che entriamo. Ok. Allora, che cosa studiavate voi qua? La Terra, il mondo, geografia. Sì, che cosa sono questi simboli, però? Identifica ogni realm. Il cervello spento. Che è successo, Setti? Perché c'è il cervello spento là? Ok, è dove è ambientato il gioco. Credo di sì. Dell'isola numero 6. Ah, cioè sei stanco e devi cercare di riposarti un po' di più. Senti, prova a dormire un po' di più. Vai a dormire un po' prima, la sera. Un po' di solo il pomeriggio. Io sto ritrovando questa piacevolissima abitudine. Fan, il museo, ok. Allora, di qua non possiamo andare, quindi dobbiamo... Io da quando sono nato più o meno, Rega, tu sei nato stanco, capito? Proprio di base. È una features. Allora ci conviene andare a vedere sul lato sinistro se c'è qualcosa che possiamo fare. Tanto i passi ce li abbiamo. Non ci interessa arrivare all'anticamera, perché se non sblocchiamo la leva non serve praticamente a niente. Allora, a sto punto, proviamo di qua.
Questo c'era uscito pure un'altra volta, non l'abbiamo mai Lo preso. stronzolo. Vabbè, ci abbiamo il martello qua, Allora, vai. qui ci abbiamo Martella un po'. questa. Buono. Gemme che ci servono Sono per altre le 4 classi. Ok. così. E caccio una cazzo di class osservatorio e ci potenziamo. Dai, dacci una bella costellazione. Oggi ci abbiamo tutto al 50% in meno. Vedere il volantino per maggiori informazioni. E 3 passi. Vabbè. Vabbè. Hai Ti preso ringraziamo. qualche chiave, vero? Giustamente è apparso questo qua. Commissary Kitchen, Locksmith e Bookshop. Eh, Vai, tutti i negozi. Se lo troviamo il bookshop, mortacci su. Allora. Brutto lezzo. Faccio così. Prendo altre risorse. Io riesco a dormire in generale, mangiare il pomeriggio. Sì. Oh, pure io non ci riuscivo tantissimo. Ho preso l'abitudine di farmi giusto un'oretta e mezza, ma la differenza si sente. Prova con la melatonina, se no. Sì, difatti io mi prendo la melatonina per sicurezza. Allora, questo no, e mettiamo il corridoio. Speriamo, Regan, almeno a fare altre scoperte stasera, dato che c'è pure Christian che porta bene. Christian ci ha fatto svoltare la live. Quindi ci porterà bene di nuovo. Allora, sei uno stronzolo libreria. Di qua mettiamo libreria e di qua ci serve la pala. L'ho pure comprata, che coglione. Sì, senti. Sì. Ma guarda che se la compri e non la utilizzi non ha lo stesso effetto, io ti avviso. Vabbè, non serve la prescrizione per la melatonina comunque, senti, vero? Allora, no, preferisco mettere il parlor qui, così saliamo e ci abbiamo pure un'altra strada. Questo facciamolo fare a Allora. Allora, Peppino. Gioco delle 3 scatole. 3 scatole, cioè una verità o 2 verità e una... Allora, o 2 verità e una bugia o 2 bugie e una verità. Le gemme stanno solo in una scatola. No, è perché io ho la melatonina a livello 2. Ah, versione Ok. potenziata, quella là wifi. Ok, ok. Il farmaco. Allora, vai avanti, lo zi. Quindi o subire sia la blu che la nera. Sì. Oppure la bianca che c'è scritto sopra. La bianca, aspettiamo. Aspetta. The gems are in the true box. Quindi dovrebbero stare la nera. No, perché se la blu e nera sono tutte e due vere, non può stare in tutte e due. Certo. Quindi la bianca sta dicendo una palla. Quindi nella bianca. Ormai siamo schillati. Vai. E sono 2 qua. Sembra l'ansia. Quella che si Allora, scalda col cucchiaino, quella forse è il crack, Regan. non credo Non sia so melatonina se- quella, Sì, quella forse non è una melatonina, vero? Possiamo salire anche di qua. Al workshop, così. Allora, qui Che cosa... lettera c'è? Qui mo c'è la La T. T. C'è sta batteria che non Io sappiamo non la ancora so dove vedere. vada usata. Forse nella boiler room, molto Le probabilmente. gemme Christian servono ad aprire, cioè a selezionare piani che senza le gemme non puoi selezionare perché costano. Sono stanze più speciali. Abbiamo E a finito le fare chiavi, penso però. anche qualcos'altro. Abbiamo finito le chiavi. E vedi, tipo la security vuole una gemma. Non Tu servirebbe. qua puoi lasciare nel code check, puoi lasciare un item nella run e se nella run dopo di in una qua. successiva lo ritrovi puoi riprenderti l'item. Prendiamo passi. Una cosa per c'è il freezer, se ci entri dentro ti blocca gemme e monete, restano frizzate, non possono né aumentare né diminuire. La Ok, run dopo un'altra riparte con classe quelle siamo gemme riusciti a monete là. metterla. Questa è la quinta. Allora, fate i disegni. Ah. Va bene. La sposa, Che cos'è? un mo aereo, questa roba? una macchina, un budino, e un un uomo che mantiene un piede di porco. porco. E c'è un cervo. Ah, ma Probabile, sì. mi direte che ho problemi, ma non so se prendere la melatonina mi fa addormentare e non voglio. E ho capito, senti, ma se sei stanco è Se l'unica sei soluzione. stanco e devi dormire, prendila che Scusami. così riposi meglio.
Cioè, appena dici forse è il momento di andare a dormire, te l'apri mezz'oretta prima, la Va dovessi bene. prendere, prendi e ti vai a addormentare. Un po' sta tempo sciatato, pratica. Ok, Laura è sempre quella che studia di più, eh. Brava, prende sempre buoni voti. Allora. Bambini di merda. Questa è la classe d'arte. Allora, aspetta. Scia. Aspetta. La Dark Room no. va bene. Mettila Dark. Mettila. No, io in realtà mi farei un'altra giocata. Che vuoi fare? Non la Dark Room, perché comunque poi non possiamo vedere, ma noi possiamo risalire da sopra andando ancora di qua. Ma se troviamo la cosa, il box e la lente, possiamo fare la Dark Room, lo dico. Vogliamo mettere senza entrarci? Volendo. Che scegliere un piano a caso di là va a finire, ci blocchiamo tutta la run. Adesso è entrato lo stesso, vaffanculo. Allora, Peppino. va bene, Pop. Buonanotte, bello. Buona giornata. Buonanotte. Buonanotte, amico mio. Ma non siete come voi, siete realizzare il ciclo del sonno. Ma a parte quello, sì, Regan, per carità di Dio. Però la melatonina comunque tende anche ad abbattere. Bisogna trovarsi il proprio ciclo di sonno e vedere. Perdonate la parolaccia, ma t'abbiamo cercato per una run intera la volta scorsa, mortacci tua. La conference, così per forza. Una volta trovato il ciclo di sonno, io da quando sto utilizzando la melatonina, sinceramente mi sento. Ho notato proprio la differenza di quando mi sveglio la mattina e non la prendo la sera prima e sono più rincoglionito del solito. Penso che avete capito che arrivo a livelli di rincoglionimento molto grossi. Allora, qui ci ritroveremo poi tutti gli oggetti e le cose che verranno sparse per la casa. Fuori non c'è nessun indizio. Gianmarco, this is a problem. This is a problem. Sì, niente chiavi e guarda. Avete solo di fare così. Allora, ce ne torniamo di qua. Tu sei rincoglionito in generale, non vale, ti ha detto Setti. Quella è una cosa che può essere anche un malus in alcuni momenti, però proprio per questo la uso, per essere meno rincoglionito. E effettivamente un pochino, non è che fa miracoli. Cioè non è che poi uno diventa un genio, però dormire e trovarsi i propri orari e rispettarli soprattutto la fa la differenza. Dobbiamo utilizzare la stanza qua per forza. Per forza questo oggi. Almeno prendiamo passi e chiave che ci serve. Magari ci desse pure una chiave o un'altra cosa in omaggio. Coupon. È la prima volta che lo troviamo. L'abbiamo preso con lo scambio l'altra volta. Pure, forte. Col 50% di sconto poi va pure. Nel PvP trovo gente che ha la mamma badascia, io sono triste. Ma PvP però di che gioco? Questo è un dettaglio importante da capire. Dipende, cioè, vero che un po' in tutti i PvP dei giochi ci stanno borsellino. Merda. Di Seven Deadly Sins, vabbè, senti che ti lamenti a favore tu. Dai. Ok, c'è un video. Che cosa sono le foto sul banco così? Next slide. Fate la guerra. Allora, questa è la battaglia di Paloma. Ma esce un codice qua. Feriti della guerra di Paloma. Morte di Paloma. Morte di Paloma. In realtà stasera sono molto chill stranamente. Facciamola. Poi ci tocca meno male. Potresti ciucciare dei piselli, Setti, per farsi stare meglio. Ok, hanno festeggiato. C'è anche una specie di. È un dirigibile. Sì, ok. Sì. Ma a me mi sembra più un razzo spaziale comunque che è un dirigibile. Però sta partendo un attimo storto oggi. Vabbè, questo paese c'ha una storia un po' particolare. Ok. Allora, che cosa avete risposto? Molto bene con il nuovo tipo della sigaretta elettronica. Ti fa chillare, cioè sta. Lo zio era un nazista, perfetto. Grazie Reagan, come sempre. Molto probabilmente sì. Allora. Ok, queste sono tutte notizie di storia per quanto riguarda. No, non penso che c'entrino con qualche indovinello o quant'altro. Qui ci sono i nomi di tutte le persone che poi hanno partecipato ai progetti e che loro le facevano studiare qui, che giustamente sta villa, sta situazione c'ha qualcosa in particolare. Aia, Chris. Così, No.
Allora, non c'è nient'altro. La storia è scritta dai vincitori. Non si pensa per forza la drawing, forse, sai? O il patio, che vuoi. Il patio che dà più gemme nelle stanze verdi. Noi abbiamo altre stanze verdi da mettere, tra cui la morning room. E proprio mo che ci serviva, beh, figlio di puttana, è stato tanto figlio di bottana, ci ha chiuso. Alla conference poi andava. Però con la mo abbiamo la chiave, quindi potremmo pensare di andare alla conference. Cioè facciamo con i punti. Ah, qualche consiglio su serie o cose da guardare? Che genere? Che ti piace? Diciamo, Cosa vuoi? Così. Noi sì, mo da settimana prossima ricominciamo pure Devil May Cry. Ci mancano penso 2 puntate. Mamma mia. Via, via. Dai. Dai, gioco, fai il bravo, dai. Sta andando bene, sì. Io vorrei sapere chi è che suona in questa casa. 9, 8. Allora. Io metterei questa che casomai perché sennò poi siamo completamente chiusi. Qui non ci esce niente. No, mettiamoci questa. Non ho visto. L'hai mai vista Black Mirror, Rosetti? Quella è soprattutto l'ultima stagione ci piacque molto. No, vedi di Black Mirror. Vedi di Black Mirror. Sono. Che siamo? 5 stagioni, 6 stagioni. Che stagione era questa? Fare la quinta se non mi sbaglio. Sono 5-6 stagioni, azzeccati 7, vai. Oggi si è visto 3 film di Checco Zalone. Minchia, ti sei dato da fare oggi. No, ogni tanto pure io mi metto e me li rivedo con piacere, Allora, qua almeno Spirit Gems, ma Spirit Gems, no, non Gems. È perché sei un figlio di bottata. E la run è finita qua. Vabbè, resettiamo. E la run è finita qua. Tacci tua. Allora, un campus rispettabile che abbiamo messo 6 classi e la libreria. Allora, la run è andata completamente così, però abbiamo messo molte che purtroppo siamo stati bloccati dalle stanze, però siamo riusciti a mettere 5 classi. Ma non penso sia il minimo, perché nell'ultima secondo me poi ti trovi qualcosa di un potenziamento fisso lo trovi. Sì, visto che già sono uscito. Non butto la moneta perché mi sono dimenticato di prenderla. Allora, andiamo a vedere le stanze. No, vai, senti, fidati, azzeccati con Black Mirror, 40 minuti. Oh, Black Mirror secondo me ti potrebbe piacere, Setti. Sono tutte storie comunque autoconclusive. C'è anche Setti, se non l'hai vista, Love, Death and Robot, molto bella. Quella io me la devo recuperare, l'ho detto. No, io non c'era pure la sega, però non penso sia un oggetto. Nope. Molto bella. Come era andata sta run che non stavo prestando attenzione? No, senti, purtroppo non abbiamo sbloccato niente. Ci ha bloccato i passaggi in 2 punti e non potevamo andare avanti. Purtroppo niente. Uno con la scheda e chiavi non ne avevamo, avevamo tante gemme. Ma deve uscire la stagione nuova, Setti. Allora, tanta roba. Bravo Regan, l'ha vista, bravo Regan. Andiamo di qua. Andiamo workshop, così prendiamo subito un oggetto. Allora, buono. Aspetta, no, questo già stava su common. Questo già stava su common. A posto. Oggi dobbiamo cercare di far uscire mo la boiler per farla diventare common. Ci devono uscire la leva rotta che non ci serve in questo momento, ma va bene. No, perché se esce la greenhouse la proviamo comunque a fare. No. Parlor, vai col parlor. Parlor. Io penso, spero... Dottor Stone l'ho seguito un po' all'inizio, ma non mi ha appassionato tantissimo. Allora, le gemme non sono in una box che dice la verità.
quello che dice Vero il box quanto blu è questo. vero quanto quello che dice questa box. Le gemme non sono in un box che dice la verità. Ah, no, le gemme non sono in un box che dice la verità. Le gemme non sono in un box che dice la verità. Quello che dice la blu è vero. Quindi se ammettiamo che tutte e due sono vere, Però è vero quanto questo, quindi dice il falso magari. ma fa che è di nuovo bianco. Aspetta, questo che dice? Questo è vero come questo. Quindi se voi due avete ragione, sei qua. Quindi sono in uno che dice il falso, sì, no, non ci troviamo. Però con questi sono due veri e pure questo vero. Allora, facciamo in un altro modo. Segui a me. Blu falso. Ok. Quindi le gemme sono... Aspetta, torna su. Quindi le gemme sono in un box che dice la verità. Ok. Avanti. Quello che dice il blu è vero come questo. Se il blu è falso, anche questo è falso. Quindi questo è vero. Se questo dice il vero, le gemme non sono in un box che dice la verità. Quindi vuol dire che stanno in un falso. Quindi stanno in Però uno di sarebbe questi 50 e 50, è un po' strano, stanno solo in un posto in teoria, non so se può essere più vago così. Volendo fare il contrario invece, se il black box dice il falso, vai su black, le gemme sono in un box che dice la verità. Non sono. Are No, se not dice, in a ah, box. no, se dice, aspetta, no, se questo è falso, quindi se dice il falso, le gemme sono in un box che dice la verità, però poi gli altri due, se no, la situazione non cambia, allora non lo so. Vai così. No. Sto Ok. rivedendo Frieren, non l'ho mai visto io Frieren, Reigen, te lo stai rivedendo addirittura. Cappella, così abbiamo due passaggi. No, cappellozzo, dai. Qui non Caccia c'è il niente. cappellozzo, dai. Qui non c'è niente. Non c'è niente. Oh, due monete, attenzione. Attenzione a due monete. Allora, di qua possiamo vedere di sbloccare già qualcosa. Aspetta, vieni qua tu. Vieni qua. Vieni qua. E questo è buono, ragazzi. Vieni qua. E questo mo è buono. Vieni qua. Allora, intanto ci sono monetine qua a terra. Dimmi che forse si allineano 2 o 3 cose. Allora, di qua non ci Era possiamo blu andare. palese, forse sì, Christian, magari era quella blu. Ti posso dire, lo zio, metti un breaker box a questo punto. Se vuoi sentire a me, mettiamo questa per i passi. Prima stavamo finendo i passi per andare troppo avanti e indietro. Tu il breaker box e ci esce la cosa là, lo zio, la dark room abbiamo fatto. Però poi dobbiamo tornare indietro per metterla qua, Io la metto, però poi dobbiamo comunque... Metti Tu sei common. standard. Metti common. Almeno andate tutte... Quindi così poi se ci riesce le stanze di merda... Non c'entrano ancora. No, sto pensando all'improvviso ci conviene nei punti morti Mettere i piani a mettere rari. quelle rosse che non utilizziamo mai e farle... Funziona solo con i piani meccanici, lo zio. Ah sì, è vero, non funziona con tutti. Solo con i piani meccanici. Allora, Livello altissimo di piace. No, lo so, ma non ho mai avuto modo di mettermi a seguirla. Regen, ti dico la verità. Anche perché ormai c'ho tempo o per giocare o per vedere cose, quindi preferisco giocamo West Wing, lo zio. allora, West Wing. oggetti e altro a terra non c'è niente. Vediamo di qua. Ernesto, Questa è neanche il chiusa. cornicione. Ernesto neanche il Mamma cornicione. mia, subito. Dobbiamo andare da tutt'altra parte. Allora, va bene, va bene. Quello ci servirebbe una bella passiva che ci dà una chiave a inizio run, sarebbe top. Allora, dobbiamo tornare all'inizio proprio a sto punto. Sto merda sta pigliando il tesoro. Allora, vediamo un po'. Ma poi l'offerta in chiesa non era a piacere. No, qui è obbligatorio. Fammi fa sborare se fa. Allora, aspetta. Locker room. Metti chiavi per tutta la casa. Vai. Almeno così vediamo un attimino di non avere problemi. E qui dobbiamo trovare la chiave del locker room. Sì. Che qui non abbiamo mai aperto. E qui dentro ci saranno un fottio di cose. Sì.
Tra cui anche una password, molto Credo probabilmente. proprio di sì, così. Allora, altri oggetti, altre cose, non c'è niente. Eccola qua. Eccola prima. Eccola vabbè, prima. Eccola prima. Eccola Ok, prima. metti la common. Perfetto. Quindi Ecco se qua. la piscina ci Allora, esce... Vabbè. questo è chiuso. Allora, noi abbiamo fontana, riserva, che sarà quel buco sotto. Reserva. Cucina è tornata all'acqua. Quindi dobbiamo provare ad aprire là. Allora, chi la vogliamo togliere per il momento? A chi vogliamo provare? Questo, la riserva sotto. Vai. Per me il livello qualitativo è molto Allora, vicino al Toku aspetta. Tensei. Bello. Mo era il 2 alla pompa 2, quindi qua. No, vediamo dietro qua. A questo punto rimettiamo un attimo anche che qua i serbatoi li abbiamo riempiti entrambi. Qui o ci vuole qualche altra cosa da attivare o da fare, che il serbatoio d'emergenza non lo possiamo proprio utilizzare, che non arriva da nessuna parte. Su 4 e 4 sono 8. 1 2 3 4 5 Ricordati più che la là. puoi tenere anche nei tank. Quindi riempi la Dobbiamo piscina riempire e poi mettiamo l'altro là e lasci dentro il là. resto nei tank. Allora facciamo così. La piscina era questo. No, perché era verso il basso. Ah, aspetta, la piscina c'aveva due comandi. C'aveva qua. No, devo girare qua. Ok. Perché giustamente io la devo selezionare qua, altrimenti facciamo la fine di Poseidone. Allora. Ecco qua. Riempito tutto, riempito tutto. Ok. Riempio uno. Vai pure tu dentro. No, di qua mo non si svuota, però posso fare allora. Che ne iniziamo a fare? A sto punto di qua riserva, ci buttiamo questo qua, no perché lo ributti dentro, ok, li mettiamo dentro qua. Allora ce la possiamo fare un po' alla volta, ce la facciamo. Fontana poi la vediamo in un secondo momento. Il problema è che seppure trovo là, come cazzo li mettiamo tutto dentro? Può essere pure che l'acqua non va drenata tutta lo zio, là sotto. Ma fino a un certo punto. Ma magari esce qualcosa. Magari parte un Ok. filmato. Che dovremmo sbloccare sto cazzo di tank ausiliario, ma non ho capito come lo possiamo collegare. Allora iniziamo a mettere quest'altra acqua qua nella piscina, quindi così. Fast and Furious. Ok. Ok, allora, questo, se mo ne togliamo altri 4,
ce ne restano 3 fuori. Il problema è che non abbiamo lo spazio per... Devo vedere di svuotare questa, e questa qui può andare nel 4, ma il 4 già è pieno. No. Allora, noi da qui possiamo fare... Che c'è il tank switch del 2, che il 2 è proprio quello che ci serve. E a questo punto, aspetta, fammi vedere una cosa. Fammi vedere una cosa. No. Gioco? Ok. Che giustamente la devo... Ok. Così ti svuoti un pochino. Ci sono 3 punti da mettere. Che al massimo posso vedere di fare così. Allora, dimmi se tu ti svuoti per favore. Ok. Ok. Tu sei andato qua. Mo' a questo punto nella pompa 2, nel tank 2, ci vai dal 4. Sei anche stronzo perché sei anche quello con meno cose. Però. Con lo switch di qua, quindi 3. Questo lo facciamo tornare normale. Questo lo facciamo così. No, al contrario. Cambiamo qua. No, e sei un Pippo Baudo, sei. Sta selezionato quello giusto, così però. 3. Ah no, aspetta, era il 4. Fermi. Il bottone è giusto. Sì, è collegato a questo, Ma così dovrebbe farsi lo scarico. Ok. Abbiamo guadagnato 3 punti di qua. Ok, a sto punto possiamo fare... Se noi dall'acquario che è il 3, questo già ce l'abbiamo pieno, e non possiamo fare un cambio. Noi possiamo giochicchiare con la pompa 2, la 5. La 5 già è piena però. Il fatto però sono gli spazi, lo zio. Per questo dico, si deve sbloccare qua, si deve fare un conto preciso Tu qua. prova a togliere quanto più possibile, lo zio. Togli il massimo che riesci a togliere da questa reservoir e proviamo ad andare giù a vedere. Si Allora. scende, perché magari non sta scendendo, lo zio, là sotto è che è un'altra cosa. Finché non chiama a vedere, non potremmo sapere. È sempre quello il fatto. Allora, ne possiamo guadagnare, aspetta. Vai. Però possiamo fare. Se ne mettiamo questa normale e mettiamo la pull, riusciamo forse a liberarci. Ok, e si è liberato un altro slottino di là. A sto punto. Ma perché se possiamo sempre svuotare là. Si levano 3 tacchette, ne togliamo 3 da qua, comunque ne restano 4, che io non so effettivamente dove appoggiare. T'ho detto, lo zio. No. Scendiamo al massimo e andiamo a vedere. Allora, per far scendere al massimo io dovrei innanzitutto rimettere... Che matematicamente ti trovi con me che non c'è lo spazio per toglierli tutti. Sì. Non ce l'abbiamo attualmente, non si può fare. Possiamo fare... Forse l'ultima acqua che resta si toglierà in un altro modo. L'acqua qui. Il giochetto va fatto qui col fatto che dice al tank
pump 2 tank switch. Sì. Al 2 possiamo muovere l'1 e il 2. Sì. Ok, in questo modo devi mandare quello che Così, resta nei mo camp. possiamo prendere da qua. Devi buttare anche in quell'altro un altro Aspetta, cipà, credo. 3 1 4 ne possiamo togliere, sì. E ne restano 3 dopo. Vediamo si cagna qualcosa. No, e dobbiamo mettere qua l'acqua. Aspetta un attimo. Se io faccio così. Ne puoi mettere un altro. Ok, così. Mo ti trovi come... No, ma meno sono di tutti questo, pieni. meno di questo non possiamo fare al momento. Scendiamo giù. Andiamo a vedere se giù l'acqua si è tolta. Io sono convinto che sì, perché te lo fa proprio vedere pure qua. Faccio. Tank di riserva, quindi o si sblocca qualcosa. Più che altro che questo non è collegato al sistema il tank di riserva. È collegato a questa qua a sinistra. Che poi quest'acqua che prendiamo da qua non la possiamo appoggiare da nessun'altra parte. No. Neanche facendo qualche tipo di giochetto, perché gli spazi Forse quelli sono. Se l'acqua giù è scesa, magari c'è una valvola che fa scendere l'acqua. Allora, nella noi riserva. teniamo che prima di andarcene comunque andiamo giù. Allora. Puttana. Forza dal crono, così. Puttana desorto. Allora. Ragazzi, sinistra o quello centrale? Centro dice il Setti. Vai, centro pure io. Ok. Christian Regen. Centro. Ok. Centro. Ragazzi, è centro sia. Una casta. Vabbè, però il metal detector. Lascia fare. È una gemma. Non è male. Va bene, va bene. Avete scelto bene. Ragazzi, sinistra, centro o destra? A questo punto. Sempre a destra. Allora, qui c'è un destra. Tornare indietro erano troppi passi. Allora, per Setti centro. Regen destra come me. Diciamo, Ox destra, siamo Io tre pure sono destra, un tentato centro. da usare la gemma, quindi sì, facciamo No. destra. Vediamo. Salvatore che ci ha Salvatore, fottuto e che l'uscita però- a destra. sì, Ah no, aspetta, è no, uscita a no, sinistra. sei Fermi, girato. fermi, 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 Andiamo fermi. prima pure costellazione tattica. Che non Allora. vai a capire. Dacci delle chiavi per piacere. 5 gemme, Vabbè. buono. Non capite nulla. È Senti, una è chiave andata bene, sotto. in realtà. Sì. È andata abbastanza bene, Setti, in realtà. È andata bene questa qua così. Allora. Dovremmo sempre vedere i quadri se esce quella lettera rossa che ci ha detto Gesterino. No. È la spare bedroom a Sì, sto punto. il corridoio l'hai sprecato. Allora. C'è qualcosa lì, c'è una gemma. No. No. Possiamo il trovare più prendere, sì. oggetti e cose in giro. Ok, va bene. Ne abbiamo il martello, giusto? Sì. Mi pare di sì. E a sto punto mettiamo il corridoio qui. No. Dacci chiavi. Tanti soldi. Affanculo Chiaro, a tua chiaro, sorella. Servono. No, questo non serve. Lascia stare, serve tutto. No, non serve. A sto punto il Den. Ma scendi un attimo a bacio, scusa. Andiamo prima a scendere giù a vedere la cosa. Che se non è servito a niente, allora non abbiamo capito niente di cosa. Quindi mo si deve capire la riserva, cos'è che arriva all'acqua lì. Cioè dov'è che arriva quell'acqua effettivamente? Allora. Andiamo nella magica porta. Sta cazzo di ville merda. Ma se andavi al centro di nuovo vincevi il gioco, no 7 non si vince. Io così comunque il gioco. continuo a pensare che dobbiamo provare a venire qua pure con la keycard, Allora, a questo punto
Scendiamo di qua. Ci sarà l'acqua. Spero che sia servito a qualcosa. Sgrondeloni. scendere? No, Sgrondeloni. da Fino qua. a un certo punto si può scendere. Aspetta, muovere. No, Gianmarco, serve togliere tutto. No, figlia, va tolta quell'acqua, va tolta. Dove cazzo la guarda quanta Va roba. tolta, va attivato il tank di riserva, Gianmarco. Ma poi come saliamo di là? Scusami, perdonami. O c'è qualche oggetto, qualcosa qui No, sotto qualcosa che... da vendere solo qua sotto, da zitto. Non è che dobbiamo farla... No, perché poi comunque non ci possiamo camminare dentro. E vedo tante casse con dei simboli. Col buco là, se la metti pari col buco se la prende. No. Pieno di casse qua sotto, Gianmarco. Lo so, lo vedo. Vabbè, siamo sulla strada La giusta. reservoir è questa, allora, tutto a posto. Siamo sulla strada giusta. Ok. Sì, fidati. No, senti, non mi posso fidare, ti voglio bene, ma non finiva il gioco. Anche perché per stare tu qui, tu ci sblocchi una barchetta, una cosa che poi ci permette di andare di fronte. Che questo è il carretto che abbiamo visto, di cui ci parlavano nel documento, e ci hanno detto no, tu qua non puoi andare, vedi che poi se ti pieghi un attimino o scavalchi da sopra, ce la fai. Però vabbè. Qui il nostro obiettivo è lì in fondo. Va bene. Piccolo progresso per quanto possibile lo abbiamo fatto. Siamo tolti un dubbio. Dobbiamo attivare l'altro boiler. Non so come. Ci vuole per forza il tank di riserva. Sì, ma come si collega? Non c'è sto bottone. Che abbiamo già i 2 serbatoi pieni, quindi manco a dire prendi acqua da qualche altra parte e poi la metti come stavo provando a fare all'inizio. Non c'è modo così. A meno che non c'è modo di... Poi se qualcuno ha un'idea che la dica, non vi preoccupate, Reagan, anzi. Se ti viene qualcosa in mente, Reagan. Allora, 6 gemme. A sto punto la security. Ma noi ce l'abbiamo. Vai security. Stanza si chiama Sportel e praticamente una volta entrata veniva fuori il messaggio bravo, hai vinto, complimento da Giorgio. Giorgio è il bidello che puliva gli studi. Una volta tolto il messaggio potevi giocare tramite Blueprints Persona 6, una volta fatto al 100% si apriva un buco. Ma quello è capace che così dobbiamo fare alla fine. Sicuro. Cioè abbiamo trovato pure una cassaforte in miniatura ieri senza codice e già è la terza cassaforte che abbiamo senza codici, quindi non sappiamo un attimino. Sei cambiato? Riuscivi a scrivere quello. Ah, ok, che devo prima abilitare i comandi da tastiera. Swan Song. Nessuna idea, ragazzi. Vabbè, grazie, Reagan. Però siamo là. Io penso che bisogna. L'unica cosa che ci serve è quel tank vuoto. Dobbiamo capire come collegare quel tank lì. Vediamo se ci esce pure l'altra stanza che ci serviva, la pump. No, questa è la pump, la boiler proprio. Quella là dobbiamo vedere di andarci un pochino intorno. Allora a sto punto possiamo andare. Non abbiamo chiavi, quindi di là che era chiusa a chiave non ci possiamo andare. Dobbiamo andare dal den. Sul tavolo qua c'è qualcosa. Dopo sono iniziato a scrivere quella puttanata. Ho notato, Setti, che si è impegnato a scrivere sta Però trovata. apprezziamo l'impegno. Sempre. Apprezziamo l'impegno. Sono testa di cazzo, ma apprezziamo l'impegno. Music Group, sì. E ci andiamo per la West Wing. Su 2 chiavi. Allora, c'è la keycard. Ok, io mi ero dimenticato proprio che avevamo il metal detector, non ha suonato proprio. C'è nient'altro, a spartiti come stiamo messi. Questo è lo stesso dell'altra volta. 1, 2, 3, 4. Però noi abbiamo trovato l'8, ma non ce lo fa prendere. Ok, una chiave e la keycard. È comunque una chiave la keycard. Quindi ora ci possiamo aprire il corridoio di là. I passi stanno finendo. Dove l'acqua che riempie totalmente la piscina è uguale a quella che manca attualmente al sotterraneo. Quello sì. La fontana. Sì, però ci dobbiamo trovare il modo di liberarci di quegli ultimi 2. Serve il tank di riserva, cioè non... O dobbiamo drenare l'acqua in qualche altro modo da qualche altra parte.
Anzi, forse è meglio il Nook a questo punto. No, ci serve pure l'energy. Ciò. Un po', dai. Allora, energy. Bel coupon. Va bene, va bene. Altri oggetti, altre cose, niente. Sei una zozzola. Per forza, Giamma. Pure la dai. Anche se sì, ci conviene questo. Magari riusciamo ad andare un pochino più avanti. Però era sicuramente aperto senza chiavi. No, ci stai pensando. Ok. Se è meglio prendere un calzi per risparmiare dei passi. Sì. Ma se finisci i passi che succede? Finisce la giornata, setti. Io sto al giorno 18, ma nelle ultime 3 run non ho fatto niente, ma quelle reghe No, pure noi ieri abbiamo fatto il mondo, ecco, difatti è finita pure sta run. Basta poco, ragazzi, purtroppo. Ieri abbiamo fatto l'ira di Dio, nel vero senso della parola. Oggi non stiamo riuscendo, stiamo facendo piccole cosine, però piano piano ce la facciamo. Noi dobbiamo prendere la batteria e sbloccare la sala del generatore. Ma perché non sapete giocare? Su. Senti. Ma tu che vuoi stasera? Non sto capendo. Vuoi a buscare? Tanto mi è uscito un video su YouTube oggi. C'è un trofeo particolare. Se tu avvii il gioco al giorno 1 completi tutto. Ti dà il day one prize. Ho capito, sì, vallo a fa. Se non ti escono le stanze perfette devi solo cancellare il gioco, i dati e reinstallare. No, boh, fai nuova partita. No, se fai nuova partita e ricominci il salvataggio da zero. Proprio il salvataggio. Sì. E ci sta nuova... funziona. Sì. No, nuova partita, Eddie. Ti riparte il giorno 1. E lo completi in un giorno. Beh, sì, che ci vuole? Mica ci vogliono 30 giorni per farlo, giusto? No, vabbè, siamo mica siamo sicciati. Allora, vediamo qua oggi cosa c'è. No, l'over è una merda. Dentro però lo esplorammo. Fatti vedere Lo zio, ti posso dire? Sì. Run pala. Run. Vediamo sempre, casomai ci fosse un oggettino, qualcosa, un floppino. Beh, il floppino qua già 2 carote. Ah, c'è tutto l'albero genealogico, non l'avevamo visto. Questo è un altro albero. Epsen. Sinclair Epsen. Due sicurezza, prendi... Io faccio foto di tutto. Pala nel senso di pala o nel senso di paladino? No, no, proprio nel senso pala perché è pieno di buche grazie a sta stanza adesso. Le ricerche continuano, questo già lo trovammo l'altra volta. Qualcuno se vuole mangiare qualcosa. Queste fontanelle. Allora, dobbiamo... Stanza che gira per vedere se gira il meccanismo sotto. Quella pure un'altra non ci esce mai, cazzo. La stanza del generatore, ma lì ci vuole la batteria. Allora, proviamo diritto. Chiave. Bacon and eggs. Anche perché questa ci sblocca la morning room, che sono gemme. Oggettino extra, ma anche uscito. Vai, sta a mollo. Dammi pala. Dammi pala, sangue dei tuoi defuntoni. Il pazzo proprio. Me la gioco qua. 3 chiavi. Buono. Ottimo. Che culo. Allora, sotto di qua che è libera. Cosa a questo punto? Guarda. Gemme e chiave. Gemme e chiave, meglio niente. E a questo punto ce ne dobbiamo andare. Prima di andare alla foundation e continuiamo a salire, stiamoci a farci anche il lato di qua, così togliamo carte dalla pool. No, dobbiamo vedere comunque negli angoli. Oh, attenzione, dadi.
Dati buono. possono salvare una situazione. A questo punto a te ti mettiamo nell'angolo. Sì. Niente secret king, c'è scimmazza, gioca da merda. Fanno belle esperienze. Prendiamoci sempre tutti i documenti per sicurezza. It's me, Mario. Perché qua dice c'è bisogno di più energia, Dalla pipe quindi ci darà esperimenti o cose più potenti, o forse possiamo personalizzarli un pochino di più. Allora, immediatamente oggi permanently add 1 gold to your allowance. Ci dà 8 monete tutti i giorni. Oggi questo è un bonus fisso. Purtroppo questi qua sono più difficili da ottimizzare. lo sì, però se riusciamo, allora è vero che facciamo immediately e ne prendiamo Ce uno. l'abbiamo. Shop ce l'abbiamo, che i negozi sono bookstore, kitchen, negozio normale, e ce n'era un altro. Quindi se per caso a noi non li abbiamo ancora messi, 2 ce li abbiamo sempre sicuri. Te la vuoi rischiare? Sì, Vai. sì. Se mettiamo i negozi è fatta. Dai. Lasciamo salire un altro pochino con le monete. Allora, io nella mia ignoranza e stupidità io metterei proprio questo, così domani si parte con 4 gemme. La pala continua a non uscire. Non è che esce la pala qua dentro? No, però altre 3 chiavi. Buono. Va 2 benissimo. gemme. Tutto buono. Deve solo uscirci la cazzo di pala. Sì. Allora, già c'è la kitchen che spunta sotto, mortacci tua. C'è qualcosa che va sopra la dining. Però qua giù è uno spreco, ci serve più in alto. O se no poi dobbiamo tornare qua. Allora. Di qua niente, di qua niente. Qua 2 monete. Allora a sto punto io metto la kitchen. E già esperimento 1 fatto. Abbiamo anche un po' di cibo qui da prendere nel frattempo. L'acqua in cucina alla fine l'avevamo messa. Ok, no, che cosa Non ci è che se ti fa serve? scorrere l'acqua e la lascia aperta diminuisce l'acqua in cucina. Lascia il rubinetto aperto, lo zio. Pazzerisci, No, ma ti sfizi. assolutamente. Non succede, ma se succede. Allora, mettiamo la cappella e ce la togliamo da mezzo. State avendo sfiga col frutteto, Chi ha detto frutteto? Il frutteto Posso non deve trovare proprio essere il giocatore? nominato. Ecco qua. Il master. Ne abbiamo parlato fino a quando non se n'è andato lui ieri, e anche stamattina stavamo continuando a pensare a quel cazzo di frutteto. Per forza. Ah, 2 stanze perse in basso Puoi però. pure rollare, lo zio. No, vabbè, teniamocele per sopra. Siamo a 20 stelle. Attenzione. Le stanze verdi contengono dei fiori speciali oggi. Allora, fermi un attimo, I fiori con le gemme, come abbiamo trovato nella serra. Fiore gemmato. Allora, nel garage ci vai tu e tua sorella. Ci serve la cazzo di pala. Batteria, quindi ci potrebbe servire là. Questo è il numero 8 e non lo prende. Non lo prende. Qui possiamo fare una beneamata minchia. Sì, via Deco, fra. A sto punto. Secondo me i fiori si pippano, non credo però, Setti. Non sono convintissimo che si vadano pippati. No. Allora, visto le 8 chiavi, proviamo a salire in alto a sinistra e vediamo se troviamo la stanza. 5. Quella là che ci genera un'altra carta. Ma perché non sapete giocare? Carattere, Setti. Carattere. Semplicemente carattere. È un personaggio. È questione di feeling.
Allora, aspetta, che tu qua potresti fare un piccolo miracolo di Natale. Ah, la cosa che ti ho detto oggi, vediamo di fare. Allora, noi ci serve. Dove sei? Tipo questi qua. Questo ci deve uscire però, lo zio. Non ci dice in che zona dobbiamo stare, noi dobbiamo trovare gli indizi in casa che ci dice dove. Io non gioco a sto gioco di merda fatto col cazzo solo perché sennò ci entrerei in fissa. No, se tu sto gioco non lo tocca, se tu fa male. Si è attivato qualcosa, ha consegnato qualcosa. Ci ha recuperato gli oggetti che sono in giro? No. Oggi allora sto codice qua io potrebbe essere un lo proviamo. È Arni Magicard, no? no, ci ha purgato. La piccola veteran di Deltarune. Stavo pensando di rimetterlo proprio prima che uscissero gli altri due capitoli, così da farci una bella infarinatura. Facciamo un boudoir o retro? Boudoir? La nursery l'abbiamo già fatta ed è quella là dove c'è il libro del principe Puoi rosso. pure bloccare. Ah no, non possiamo perché non c'è No, più di questo, no, facciamo il boudoir. Boudoir aggiornato. Con mela, anzi 2 mele in omaggio, No, 3 mele in omaggio, è vero? Mangia mela. Allora, la password com'era? 9023. 2383. 90 9083. clear. 9083. Finzi che sarà persona proprio. Minchia, sì, anche io devo rigiocare, anche io, se non fosse per il fatto che sono tutti segreti e cose. Giustamente, una volta Io sbloccato. giocai la prima versione non con Steam, quindi nel secondo non si era preso il salvataggio che avevo preso, avevo completato il primo al 100%, quindi a questo punto lo reinstallo da Steam e rifaccio il tutto. Oggi Dark Room. Se ci esce il coso. Ci manca la lente però. Non giochiamo la lente. Allora, non entriamo ancora qua dentro. Qui non possiamo entrare perché sei stronzo. Ragazzi, dove avete Qua. trovato il codice? Quale codice, Reagan? È uscito un altro drafting studio. Però non ci abbiamo le gemme. Non ci abbiamo manco una, lo zio. È finita la run, lo zio. No, finita la run, Ah, no. abbiamo la West Che possiamo affrontare la Dark Room, ma volevo mettere... Niente, manco la toolbox. Aspetta. Mettiamo il den. Ti hai fatto le route alternative del secondo capitolo? No, ma le ho viste. Cassaforte e boudoir. Reagan, scusa, qual era sta password che avevamo trovato della cassaforte del boudoir? Stai parlando della root ghiaccio, mettiamola così. Giusto? Qual era, Reagan, sta password, frate? Quella là che avevamo visto sul tavolino. Ok. La posso dire? Sì, dilla, Reagan, Dici. dilla. Se ce la... Dove l'abbiamo se l'abbiamo trovata? trovata e ci siamo dimenticati, dilla. Gianmarco, c'è di nuovo lui. Allora, noi nel closet non ci siamo mai andati. Però un vicolo cieco. Però possiamo andare sotto. Possiamo mettere altre stanze da sotto. Comunque un vicolo cieco, sti cazzi. Senti, vediamo il caro amico Maghetto che cosa vuole. 1225 o 2512. Allora, dove la... Ti ricordi dove l'avevamo trovata? 1225, ma ricordo però. Che se abbiamo trovato il documento, ma noi non ci ricordiamo, Quando è se stato, ci dici ok. dov'è, noi prima per correttezza la andiamo a vedere e poi la utilizziamo, perché sennò così... Se l'abbiamo trovata, No, se l'abbiamo trovata io voglio capire dove l'abbiamo trovato. No, già ma sto gioco deve essere... Io ho una tentazione tutti i giorni di giocarci, ma lo stiamo facendo soltanto in live perché deve essere una live seria e onesta. Che ci dici oggi? Grazie signor Alzara.
I suspect you wish me to look into your future. Yes. The fog is clearing. Cos'è? La I dark see room. a shadow in the doorway. C'è qualcuno che ci segue. Silent footsteps in the hallways. An unlatched gate you did not open. Quindi non l'abbiamo aperto noi questo. A missing item you did not take. Qualcosa all'ingresso che non abbiamo preso. I see a young boy watched Quindi from siamo noi. afar. A young boy who once was brave, Oggi ma qualcuno ci sta spiando mentre stiamo camminando in casa. afraid. Braccio alzato della statua dell'amore. What Questa è la you have tomba. heard here has been foreseen by the great Al-Zara. Quindi c'è un cancello fuori che non abbiamo Until the aperto. dawn of the following day. No, Il- c'è un cancello aperto che non hai aperto tu. Ah, ok, no, vabbè, mo stava all'ingresso allora. Un oggetto che non Ah, hai comunque ha preso. detto prima Reagan, sali sopra quei commenti cortesemente. Allora, aspetta. Vai. Ha detto, non ricordo, ma sono sicuro di aver trovato perché l'ho usato io nella mia. Quindi noi abbiamo trovato codice, ma non l'abbiamo messo là. Ok, allora, aspetta, il boudoir è pure vicino, quindi lassù. riusciamo a tornarci. Dobbiamo tornare anche all'ingresso. Chiavi Guarda, della sì. macchina. Un oggetto che non hai preso all'ingresso, sul tavolo all'ingresso, non è mai spawnato niente, lo zio. Non è che poi ci siamo tanto avvicinati là pensandoci meglio, eh. Allora, di qua non possiamo andare da nessuna parte. Però poi aspetta, possiamo fare così. Sì. A posto. Allora, quali avevi detto? Allora, aveva scritto 1, 2, 2, 5. 1, 2, 2, 5. Allora. Proviamo uno questo. Enter. Penso ci sarà un aggiornamento questo. dentro. Ok, allora almeno una cassaforte. La lettera che mancava, Gianmarco. Sì. Ah, era un portagem che giusto metterla così tu la metti per bene. 4. Herbert. Ok. Ok, dimmi quando posso girare. Ok. Ok. Ok, quindi è stato oscurato qualcosa. Secondo me, con la storia che abbiamo visto anche nel libro di questa vecchia civiltà che c'era qui, hanno fatto quella guerra che abbiamo visto Esatto, durante sì. l'ora di storia. Qualcuno se ne è approfittato di qualche potere, qualcosa che ha scoperto. Il bisnonno ha iniziato a fondare il suo impero, la sua villa, i suoi soldi. La mamma del protagonista, credo, o la ragazza che comunque è l'autrice che è scomparsa, aveva capito qualcosina e l'hanno fatta sparire in qualche modo. Tanto mo ci riporta anche la lettera là sotto. Quindi dobbiamo Ma trovarlo. non avete trovato pure il codice del frutteto, ma senza lente. Quello Come che sta, allora è quello che sta nella darkroom. Quello Sto che vedendo mo i VOD. Quale... Come l'abbiamo trovato? Ma tu l'hai provato, Cioè tu hai visto il VOD, hai visto nel VOD che noi l'abbiamo visto e non ce ne siamo accorti, Reagan. che noi l'unico indizio grosso del frutteto era quel cazzo di calendario ieri con la frutta. Tu questo stai dicendo, Reagan. Il resto non abbiamo visto una mela neanche sicché. Però se l'hai visto nei VOD e non nel VOD scorso, allora non è il calendario. Perché il calendario è di ieri. L'avevamo già trovato. Dio. Ma non oggi. E allora non è quella, la zia. E non c'era un Allora riferimento, era nella scusami. darkroom, la zia.
È quello nella dark room che non abbiamo la lente. Avevamo acceso ma senza lente. E noi ogni volta stiamo dicendo ci serve la lente e dobbiamo andare nella dark room. Ok, va bene, va bene. Allora, vediamo un po' se riusciamo a fare qualche altra cosa qua. Eccolo qua, eccolo qua. Eccolo qua. Eccolo qua. Dobbiamo andare giù, mi sa, sì. No, già, ma dobbiamo andare prima dall'altro lato. Dobbiamo prima svuotare la piscina. Ma se il quello non lago. funziona... Dobbiamo sbloccare la stanza il generatore, che è l'unica che non abbiamo ancora fatto. Mi fermo che mi sto spoilerando cose. No, fermo, infatti devi non vederti più niente. Allora, esaminiamo No, sta questo stanza. può Ma essere che... allora, sta stanza è un bonus perché tu in base alle porte, queste qua meccaniche, per ognuna di queste che metti prima, tu ti ritrovi una stanza dove te ne puoi aprire altre 8, diciamo. Togli quelle dei collegamenti, qua possono apparire altre stanze. Quindi tu da qua dentro te ne metti un casino. Però prima ti devi mettere un sacco di porte, capito? Non c'è niente di extra Non lo so. dentro da vedere, è funzionale. Anche perché non ci sono pulsanti, non c'è niente. E qui dentro appaiono altre porte. Allora, non di qua ma di qua. Mi seguo col cervello spento. Avevo chiamato tutto da zio ormai. Dobbiamo comprare solo quelli. Allora, riprendiamoci quello delle pompe. Così ce lo leggiamo con calma e calma. Magari c'è scritto per riattivare il generatore di riserva. Vai. Fate così. Allora. Così, bookshop. Aumenta anche la paghetta il bookshop. Ok, di qua. Possiamo prendere il volume 5. Andiamo a prendere qua e vediamo un attimino poi Dai, cosa fare. Ok, quindi dobbiamo andare altre 2 volte nella libreria. Ok. Allora, qualcosa qua abbiamo fatto. È uscito il kennel. Ma voi viaggiate nello spazio, nell'intercosmo per tutto il tempo? Oh. E qui? No, sono cloni, ma sono cloni. Ciao. Sono cani da caccia questi. Oh, lo posso anche accarezzare. Bello fuffolo. Fuffolino. Sì, tu? so Tu cani da mangi, caccia va bene. comunque. Mamma mia, che cosa può uscire qua di... Meno male che... Questa effettivamente è la run della palla. Ma ci manca la palla, però. Allora, ci chiude, ma possiamo fare qualche altra cosa giù. Non lo puoi mettere, lo c'è una certa. Vabbè, stavo vedendo un attimino Vedi la per bruma. Dai. le cose. Allora, Uno è scappato, dice Reagan, e magari sì. O è morto. Pur potesse essere. Mamma mia, va bene. Poi eccessivo. se ne prendiamo altre due. due, possiamo prendere pure un Prendo, altro prendo. libro. Allora, tocca a me. Vai. 10. Ok, siamo anche in orario Sei. apposta. Allora, 6. Dove 6? Già, già. Qua. Puttana. L'unica che non stai vedendo. Va bene. Allora. Ok. Giustamente stanno Ok. aumentando di difficoltà col tempo. No. Allora dobbiamo fare in un altro modo. Ma l'unica cosa è se ci esce quella là. Allora, aspetta. Ok. Ci basta trovare per andare bene. Lente di ingrandimento. Stanza dei fusibili. La dark room già ce l'abbiamo e ci possiamo prendere il codice. Se la date a me il criminale, sì. Allora, no, aspettate ragazzi, Ah, Gianmarco, vai tranquillo, Allora. vai tranquillo. Ok, questo lo possiamo togliere.
Ok, tutto sta andando un attimino bene. Allora. Ma te che so, per è tanto. Sì, vuoi la calcolatrice? No, la sto cercando di fare io. No, cazzo, questo è tosto. Allora, Cristiano, come si calcola? Il colore verde è più, il colore giallo è meno, il colore rosa è per, il colore Allora, viola che mo non c'è dimmi i diviso. numeri, li faccio con la calcolatrice, così No, proviamo è pure in un l'ordine altro che dobbiamo modo. vedere così. Il problema è l'ordine, perché potrebbe essere o somma tutti i verdi, sottrae due gialli, moltiplica per un Ah, sì, che quello rosa. pure quelli di prima Eh, erano vari. è diverso fatto. Allora, 1 meno 1 si potrebbe togliere che è 0, se no si fa. Togliti i primi moltiplicatori con i numeri più piccoli. Facciamo 1 per 4 è 4, 2 per 10 è 20. Comunque Giamma è blu. A me mi pare verde chiaro, al massimo verde acqua Sì, più che blu. sì, proprio blu, no. Veramente. Poi non so, però vabbè. Vabbè, noi non vediamo i codici, possiamo pure non vedere i colori. No, l'ordine è casuale, cioè per esempio se vedi l'1 c'ha giallo e verde o blu come dice Reagan, quindi vuol dire che bisogna fare nel calcolo un più 1 e un meno 1. Il 4 invece bisogna sottrarre un meno 4 ma poi andrà moltiplicato per 4. È un po' articolato ragazzi, il problema è quello. Allora, Falli in ordine. e noi in ordine non viene, lo zio. 6 e 2, 8. Si può fare sì no. 1 meno 3 1 è e 0, 4. 4 per 0 0, 0 meno 4 non si può fare. È giù qua. Vabbè, facciamo allora 1 meno 1 fa 0, 4 per 0 0, 0 per 10 0, 0 più solo che non c'è. 6 più 2 8, meno 4 e 4, meno 3 1, prova 1. Sì, era Ok, 1. era 1. Ok. Allora, qui si deve fare un po' troppo alto. Allora, più 10 meno 10 più 10 per 18. Allora, c'è qualcosa che qui non va. Perché 18 per 10 su 180 è troppo. Non li posso premere tutti No, insieme, non Giamma. puoi Fa un po' premerlo. di casino dopo. Quindi Ecco, qui come si fa? 10 più 10 meno 10 per 18? dobbiamo capire, Christian, è quello il problema. Se è l'equazione e non ci troviamo, perché sarebbe 10 più 10 20 meno 10 10, 10 per 18 180, non va. Forse si deve provare a sottrarre. No, perché 18 è solo per, non si può né addizionare né sottrarre. Quindi come cazzo si fa? Scusami. Anche perché quei due si annullano, quindi. Sì, a meno che non è. Provando a sottrarre, facciamo 18 meno 10 8, 8 10 18 26. No, è comunque troppo alto. Questo è un problema. Sì, che non mi sembra ci siano i buchi. Questo matematicamente è un attimo complesso perché non va. Se no, aspetta, fai 10 meno 10 è 0, 0 per 18 fa 0, quindi è 10. Allora bisogna vedere anche da che Sì. punto partirà prima, A seconda, step. terza e quarta fila. Ok, Tu ok, chiavo, buono. ok. Ok, Abbiamo appreso un'altra cosa. ok. Qui non c'è niente.
qui non c'è niente. Sì, vai, vai. Per forza. Almeno cerchiamo di continuare per quanto è possibile. Allora, Io ma non voglio sapere un cazzo. la blue box contiene una gemma. La black box contiene delle Stai gemme. facendo ancora schifo. No, Solo una dice la verità. questo è... No, questo non è detto sia vero. Tu sei corretta e voi due mentite. Tu però Non dici c'era che la il blu. Non c'era il nero, quindi c'era il bianco. Senti me. Pippo Baudo. Ok. Eccola qua. Però dall'altro lato è bloccato, quindi non possiamo andarci. Bastardo Questa però menzogno. mettila lo Però stesso. aspetta. No, è già, ma perché la cosa è, qui c'è l'ascensore, qui c'era l'altra porta No, per e noi avevamo studiarci le pensato pompe di sotto. andare di là. Per Mettiamola vedere un se si attimo. può fare qualcosa. Ma aspetta, mo abbiamo la batteria, magari si può fare qualcosa che l'altra volta non abbiamo fatto. Sì, viola e la divisione, esatto, come ha detto Reagan, Christian, che non c'è ancora uscito. Allora, spegniamo qua. Questo è il primo che ci faceva fare. E si deve poter fare. Qua si dovrebbe fare pure il fatto della corrente. Il problema è che ci serve... Oh, aspetto. Questo l'altra volta non Però l'abbiamo lo dobbiamo fatto. collegare. Che di qua non sta uscendo il gas. Lo facciamo mettere da qua. Gira un attimo, vai un attimo di là per piacere. Così. Ok, e così è andato sia questo qua. Questo qua l'altra volta non l'avevamo acceso, però. Forse no. Madonna, mano fortissima, ma al solito fatti vedere che dono 800 euro di sub. No, senti, se devi spendere i tuoi soldi così, a quel Ti mandiamo una foto su WhatsApp, è pure più una foto economico. da man gratis, cioè non è un problema. Allora, aspetta, 100 euro mi sembra un attimo troppo, senti. vediamo un attimo una cosa. E di là si apre la porta. Però non serve un cazzo qua. Però noi dobbiamo vedere un attimino di là che cosa c'è da attivare. Questo dà l'energia al ponte. Questo dà l'energia al coso qua. Io questo però non ho capito che cosa faccia nella vita proprio. Questo fa salire qualcosa. No, Vincenzo, sei fortissimo, sei il mio allevo preferito. Cambia idea in un attimo. Oh, aspetta un attimo. Questa non l'avevamo girata. Abbiamo spostato il gas, lo zio. Quindi mo c'è un altro. Sposta questo. Aspetta, Gianmarco, aspetta. Forse non serve fare il giro Ce da là. l'avevamo persa l'altra volta, Aspetta. questo ci serviva. Sono 3. Abbiamo dato energia a tutto, forse. Qua. Ok, vabbè, il ponte della no, vai di qua. Allora, qui sopra che si fa? Eccolo. Attivato. Questo non si attiva perché non c'ha più il gas, lo zio. Allora, dobbiamo far arrivare il gas qua. Deve Non è passare. che dobbiamo- Aspetta. Ok. E mo c'è il gas, E perfetto. uno qui Ma c'è. c'è una cosa, perché Ok. tempo fa mi hai chiesto per Steam? Ha detto Cristian. Ma quante domande, quante risposte soprattutto vuoi tutte insieme? Non ti preoccupare. Tu ce l'hai Steam? Questa è una cosa importante. L'importante nella vita è avere Steam. E sburare. Oltre che un po' di culo. Allora, dobbiamo vedere se le Ma c'è vette il piccole. cane. Pure io ho sentito abbaiare di nuovo, in effetti. Sì, che c'è dietro c'è il l'altra canile stanza. dietro, Sì. ragazzi. Allora, aspetta che forse questa riusciamo a Mamma completare. mia. Dobbiamo far arrivare tutto il gas qua.
1, 2, dobbiamo vedere i 3 Eh. tubi. Allora, questo è l'altro che scende. Devi muoverti in base alle varie cose in modo tale. È chiusa e non possiamo arrivare. No, già ma mo si può fare tutto da qua. Perché noi adesso togliamo questo da qui. Sì. Il gas lo facciamo ritornare di qua. E ce ne sono 2 adesso. C'è la Steam, lo scoprirò più avanti. Bravo Cristian. Dobbiamo vedere l'ultimo, che è questo, di collegarlo in modo tale che esce il ponte. Tu ci sei, tu ci sei. Ok, col ponte. No. Aspetta un attimo, aspetta un attimo. Momento. Tu cosa fai? Quindi uno deve entrare di qua. Uno gliel'abbiamo collegato da qui e un altro lo si collega da qui. Il problema è l'ascensore. Si deve aprire qua per darci modo di Ma risalire. che è collegato? Che se no poi qua all'ascensore non c'è energia. Lo so. Poi esce sia di qua che di qua. A sto punto controlliamo un attimo se ce n'è acceso anche un altro su. Senza gli Aspetta. altri 16 numeri farete poco. Che 16 numeri, Cristian? Senza gli altri 16 numeri. Ah no, Cristian serve il tuo account Steam, i 3 numeretti dietro la carta di credito. No, Reagan, non No, abbiamo chiesto no. questo. Maledetto Reagan, vuoi smettere di fare le truffe? Dobbiamo riaprire il punto e fare il giro da qua. Questa se lo facciamo da qua si toglie. La porta tanto frega cazzi, ci interessa proprio. Però se la gira di là, ok, è in base ai tank soltanto, quindi tank binario 1. Io lavoro come un altro, no Reagan? Non Quello è lì un a lavoro fare il sinistra. truffatore. E quello là di là. Ok, allora devono arrivare tutte e tre qua. Noi da qui possiamo girarlo di qua. Altre mini leve, qualcosa non c'è. Che magari è chiuso da qualche parte? No. Aspetta. L'avevi girato prima? Sì. Ok, adesso si è andato. Se Pippo Baudo non è capellone, almeno 2 luci verdi dovrebbero esserci mo là vicino. Se ti interessa una cartella con alcuni non interessanti, vogliamo provare sul tuo PC un ransomware? No, grazie Christian. No. No. Christian, se poi arriva e Alan Wake chiu. No, ma no a te, era Reagan. Ah, ok, no, pensavo però che manca Reagan, capito. cioè, capite che Reagan è un criminale, però... Allora, aspetta. Ne manca uno, lo zio. Che è questo qua. Come lo attivi? È questo qua. Ascensore non te ne andare. Ok. Dovrebbero esserci tutte e tre adesso. Ok, Sì. attivato. Ok. E mo? Allora, già, ma noi Se già la abbiamo sposti perso un la leva, attimo. Che succede? Butti di là. Che succede di là? Non sto capendo. Scusi, noi abbiamo attivato questa.
A parte che noi il laboratorio c'è, quindi potremmo anche andare a vedere. Ce la facciamo 21 passi al limite. Però questo che cosa serve? Mandarlo di qua, mandarlo di là? Dove si trova il laboratorio rispetto a dove siamo noi? No, già ma il laboratorio Dove ce è... l'abbiamo? Non lo vedo. Aspetta, già ma A destra. butta al lato destro della villa o butta al lato... Il laboratorio sta a destra. Sì, sta nella zona Allora a destra, butta a aspetta. destra. Sta a destra. Usciamo. Qua tu, a sto Sono punto. andato. Noi possiamo andare di qua per quanto possibile, vediamo se riusciamo Però a dove fare... passi? Sì, No. E quella di del qua ci chiudiamo. Di qua ci chiudiamo. No, ci chiudiamo con tutti. Possiamo fare però così. Moneta in più. Ottimo. Abbiamo 10 monete, mo. Che culo. Abbiamo le running shot. E adesso qua. Andiamo. A sto punto. Scappa. Allora. Dobbiamo andare di qua. Aspetta. Dobbiamo rifarci sì. tutto il giro indietro. Quanti supera? Quanti passi su? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, ne abbiamo 19. Ok, vai piano piano. Allora. Qua è una strada diritta. Oh, la pala non è uscita in nessun No. modo, eh. Aspetta un attimo. Immagina. Vabbè. Ah, noi dobbiamo vedere pure il fatto all'entrata. Ci ha detto Shazam, c'è un oggetto Che non avete preso. È qua? Strunz. Che là. Ci ha detto pure sta cosa, ma non l'abbiamo sentito. Di qua. Di qua. Scarpe elettriche. Ha detto, può darsi che faccia qualcosa. Di qua. Di qua. Ok. Ora. Di qua. Di qua. Poi potremmo pure... Ok, vedi il bancone? Allora. C'era questo a terra. Però non me lo fa selezionare. Questo nell'immagine che abbiamo visto era a terra. Corri addosso. Niente, non gli fa niente. Vabbè. Ok, Magari tutto bene. facendo qualcosa in un'altra stanza. Vediamo. Sei attivolo? No. Sei un figlio di puttana, scusami. Perché però, no? Perché? Non è che li dobbiamo mettere vicini. No, ecco, e come cazzo Una fa? sedia, quello, sul finale poi, sempre, arriva sempre sul più bello quello. Sì, Lozzi, le dobbiamo mettere vicine. Deve stare su uno dei due lati dove c'è il tubo. Un tubo, allora la stanza così, un tubo porta a sinistra. No, in una delle tre stanze. Il laboratorio deve essere collegato alla boiler da una delle tre stanze. Mamma mia. Ma chi sei nel bordello? Però questo secondo me lo fai una volta, poi rimane sempre Sì, la corrente sì. attiva. Vabbè, nada. È andata male qua. Allora, vediamo almeno che c'era nella dining room, visto che l'abbiamo sbloccata. Bella pizzella. Con i funghi. No, mangio a sto punto. Quanto vale? Ecco qua. A posto. Entrate. C'è più niente dove possiamo andare. Commissario, vabbè, ma non abbiamo chiave, non abbiamo soldi, non abbiamo un cazzo. Allora, no, vabbè, dovrebbe uscire una botta di culo non indifferente. Dove? Commissari, Ma comunque non sono dobbiamo due. Non possiamo proseguire. Ok, Però, adesso. o ci esce. Allora, la combinazione ottimale fossero due stanze, una con la lente di ingrandimento e una con il fusibile. Poi si torna qui e si prende il Ma coso. proprio
Allora Gianmarco, dobbiamo sperare Cioè, nella quanti vita. passi, da zio? Quanti ore sono? No, è 33, non ce la fa, non ce la fa, ma ancora asciando? No, ma non ce la fai manco quei passi. No, Reghe, non ti preoccupare, mo stacchiamo anche noi tanto. no, mo stacco che a questo Manco la punto palla. Buonanotte. abbiamo, Reghe. abbiamo comunque capito sta cosa, quindi Sì. la prossima volta, guarda, deve uscire una dei 4. L'abbiamo messa come common. Sì, va bene. Allora, tanto abbiamo recuperato. Ne sono 8, giusto pezzo, va bene. Chiamiamo la giornata. Abbiamo scoperto che avevamo anche la password del frutteto. Io però mo voglio capire dov'era. E oggi nella darkroom l'abbiamo vista, però senza lente, quindi si deve zoomare su qualche foto. Allora, Size Bowman, no? Ok, thank you. Size Bowman. siamo in quit. Il principe stasera ha avuto Vabbè, lui comunque la molto meglio sì. sotto un certo punto di vista, però. È stato brodolato comunque. Allora, ragazzuoli belli, buonanotte a tutti. Buonanotte ragazzi. Noi ci vediamo domani sera. Dottor Christian, ci faccia sapere se c'è, perché così ricominciamo i lunedì e rifacciamo il calendario se vuole. Mi facci sapere e vediamo di regolarci in giornata. Nel frattempo, buonanotte a tutti, ragazzi. Buonanotte A domani. belli.